Ministro Messina, allora, i cittadini stanno sperimentando proprio in questi giorni cosa significhi non sapere fare i tagli, non sapere chiudere i rubinetti della spesa pubblica a livello di comuni, regioni e quant'altro con la cosiddetta mini IMU. Cioè erano convinti di non pagare più la IMU sulla prima abitazione, giusto o sbagliato che fosse, ognuno la pensa come preferisce, però insomma non si doveva più pagare, eppure adesso sono in coda dai commercialisti, alla CISL, eccetera, quant'altro, per cercare di capire come pagare questa tassa. Ma è una cosa sensata, è una cosa razionale? No, è veramente una cosa demenziale e una grande presa in giro. Io però una risposta a Romani volevo darla, perché è chiaro che si riferiva a noi che eravamo in Parlamento. Noi eravamo all'opposizione con Berlusconi, ma aggiungo, eravamo l'unico partito all'opposizione di Monti che ha preso in mano l'Italia, doveva risolvere i problemi e non ha fatto assolutamente nulla. Dico, no, loro hanno preso le distanze, per cui magari sarà anche d'accordo con me adesso, perché prima, fino a qualche settimana fa, non lo sarebbe stato. Cioè la realtà è stata una politica contro i cittadini, a favore di banche e grande finanza, questa è la verità, per cui si è impoverito il paese e non c'è nessuna ricetta. L'Italia non aveva bisogno di galleggiamenti e oggi non ha bisogno di galleggiare, aveva bisogno di proposte shock, di proposte che mettevano in moto la macchina, l'economia. Non ci sono state, piccole e medie imprese e famiglie sono massacrate, e lei citava la mini IMU, vi ricordate? Era solo un esempio, il primo che è venuto in mente. Ma i cittadini italiani non conoscono più nemmeno il nome delle tasse che devono pagare, perché ce ne sono talmente tante che non sai più quando finisci di pagare, con una tassazione che arriva a una tassazione percepita del 70%, quando una tassazione italiana delle imprese è al 41% e quella della Germania al 21%, capite che non c'è competizione? Allora o tagli l'incidenza dello Stato sulle imprese, sulle famiglie, o l'economia non parte, non va avanti. Questa minimo si poteva fare una cosa, c'erano anche i soldi, avevamo detto al ministro Saccomanni, vi ricordate sull'aumento dell'IVA, sull'IMU, ci voleva 1 miliardo, 1 miliardo e mezzo, bene, ci sono 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia, noi abbiamo detto di venderlo, quello che non viene destinato a finalità sociale, non vorrei essere strumentalizzato da qualcuno che dice no, se lo ricomprano i mafiosi, quello non destinato a finalità sociale che venga venduto, è un patrimonio immenso, addirittura 2 miliardi e 300 milioni di questo patrimonio sono depositati sul Fondo Unico Giustizia e sono titoli di Stato. Allora mi spiegate perché un governo serio che vuol dire di lavorare per i cittadini, anziché aumentare le tasse o la benzina, fa al contrario, non vende i titoli di Stato confiscati alla mafia? Questo è il problema. Allora le soluzioni ci sono, il problema è vuoi adottarle oppure no?